Grazie Alessandro, grazie a tutti di essere intervenuti, un appuntamento molto importante perché in questo momento tracciamo quello che è stato in gran parte il lavoro fatto per quanto mi riguarda negli ultimi 5 anni più il riassunto del 2019. Per il patrimonio abbiamo fatto un lavoro di riordino e di riorganizzazione di tutto quello che è il patrimonio del Comune di Venezia, che ammonta a 18.000 unità immobiliari, facendo e schedando tutti gli immobili suddivisi per territorio. È una cosa semplice nel dire, complessa nel fare, per un semplice fattore che prima non si conoscevano i perimetri di quello che il Comune di Venezia aveva. Per quanto riguarda la parte più importante, che è la questione delle politiche della residenza, un tema tanto caro al sindaco quanto a tutti noi e a tutti voi, posso dire che in questi 5 anni, e tuttora in corso, abbiamo assegnato 769 abitazioni, 359 in centro storico, 410 in terraferma. C'è stato un impegno notevole, abbiamo fatto più di 38 delibere e ancora ce ne sono in lavoro per poter arrivare a spendere, e siamo ancora in spesa, più di 18 milioni di euro per il recupero del patrimonio immobiliare residenziale che era rimasto fermo per vari motivi. Non importa, noi recuperiamo e riassegniamo. Oltre a questi 18 milioni e mezzo a titolo vario per manutenzioni diversificate, tipo caldai e qualsiasi cosa che si poteva rompere in una casa, abbiamo messo altri circa 10 milioni di euro. Sono cifre che fanno tremare i polsi perché sono tanti soldi, la città lo richiedeva, le persone hanno bisogno, continuano ad aver bisogno di casa e noi siamo sul pezzo. Per quanto riguarda, e questo per quanto riguarda in maniera molto sintetica la parte abitativa, per quanto riguarda l'altra parte di referato che ho del federalismo demaniale, abbiamo recuperato dal demanio 63 immobili per pari valore di circa 25 milioni di euro, quindi un incremento ulteriore per quanto riguarda il patrimonio del Comune di Venezia in termini immobiliari.